Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. In corso a Tarvisio, nelle frazioni colpite dalla violenza del forte vento di ieri, che ha divelto e scoperchiato tetti, abbattuti alberi, danni alle strutture sportive e ricettive, il lavoro dei vigili del fuoco, dei volontari della protezione civile e dei tecnici per quanto riguarda la rimozione, la pulizia e la messa in sicurezza nelle zone colpite. I danni al momento non sono ancora stati quantificati, ma si valuta la richiesta di stato di calamità naturale. Anche la vicina foresta ha subito la violenza della tempesta. Pulizia e rimozione di piante anche lungo la ciclovia Alpeadea e la vicina statale 13 Pontebana. Per fortuna non si registrano feriti. Una persona è stata soccorsa questo pomeriggio dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la pedemontana occidentale a Budoia. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, una persona in sella a una moto ha perso il controllo. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per quanto riguarda la loro competenza. Il personale medico e infermieristico ha preso in carico la persona che è stata trasportata in volo all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverata in gravi condizioni. Una persona invece è stata soccorsa nella tarda mattinata per le lesioni che ha riportato a seguito di un infortunio sul lavoro che si è verificato negli spazi di un'attività produttiva che sorge a Varmo, in provincia di Udine. Gli infermieri hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'automedica dalla Tisana insieme all'elisoccorso. Hanno attivato i carabinieri per quanto riguarda le indagini di legge. Il personale medico-infermieristico ha preso in carico la persona che è stata trasportata d'urgenza a bordo dell'eliambulanza all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverata in terapia, anzi in prognosi riservata. 3 persone invece sono state soccorse questa mattina dal personale medico-infermieristico per le ferite che hanno riportato in seguito ad un sinistro che si è verificato a San Daniele del Friuli lungo la ex provinciale 66. Per caso in corso di accertamento da parte dei carabinieri si sono scontrate tra loro 3 autovetture. L'incidente inizialmente veniva segnalato come particolarmente grave. Il personale medico ha inviato sul posto diverse ambulanze e le 3 persone ferite sono state comunque valutate direttamente sul posto e poi trasportate con l'ambulanza per ferite, per fortuna non gravi, all'ospedale di San Daniele del Friuli. Chiudiamo qui questa edizione flash, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.